Obiettivo centrato, grande adesione di interesse per le proposte formative offerte a Venezia Testing 2023. La manifestazione organizzata a Treviso da AIS Veneto, l'Associazione Italiana Sommelier, per valorizzare il patrimonio enologico regionale. Quali sono gli elementi emersi in questa 2 giorni, in questa edizione di Venezia Testing? Beh, devo dire, innanzitutto grandissima adesione, ci ha aiutato forse la giornata, ci ha aiutato il tema, l'argomento, il mondo del vino è sempre decisamente affascinante. Devo dire quindi molta adesione, forse anche una proposta adeguata perché oltre al banco d'assaggio abbiamo proposto anche un convegno sul tema della grammatica del gusto, la carta vini, il menù e soprattutto abbiamo dedicato dei momenti di alta formazione. L'obiettivo di questa edizione, ma un po' l'obiettivo anche di AIS Veneto e di AIS in generale, è quello di diffondere una cultura del vino che automaticamente diventa cultura del bere, di un bere consapevole. Un obiettivo che sembra centrato e che viene apprezzato anche dai consumatori, conoscere e sapere per degustare ma anche per capire. Sì, devo dire di sì, allora sempre più attenzione sul bere consapevole e soprattutto su questo vino inteso non tanto come semplice bevanda ma su un tema culturale, qualcosa decisamente di più ampio. Lo sforzo che stiamo facendo è veramente importante, ma siamo sostenuti, siamo supportati su questo, devo dire, da istituzioni, in questo caso abbiamo il Comune che ci ha dato una grandissima mano, un grande aiuto, ma nel momento stesso in cui prepariamo anche i banchi d'assaggio, queste masterclass, abbiamo anche l'aiuto dei consorzi. Apprezzate le masterclass dedicate ai vitigni antichi, al Soave, al Lessini Durello e all'Amarone, un vino prezioso, quest'ultimo un vino secco da appassimento della Valpolicella che sta per essere riconosciuto patrimonio immateriale UNESCO. Ha i numeri e il profilo aromatico per potersi affacciare ai mercati più svariati in tutto il mondo, tant'è che sulle 130.000 ettolitri circa che vengono prodotti ogni anno di Amarone, il risultato dopo gli affinamenti del caso è l'esportazione in quasi 90 paesi del mondo e questo la dice lunga sulla sua fama internazionale, tanto più se si pensi che l'export copre circa un 65% della produzione totale. Perché è un vino moderno? È un vino moderno per la sua natura intrinseca, per il suo profilo gustativo, perché è un vino concentrato, perché è un vino che attraverso un sorso sa esprimere milioni di concetti e in un modo straordinariamente immediato, e questo in un momento storico in cui la comunicazione è veloce e soprattutto per le nuove generazioni, anche a livello enologico si ripercuote sulla vendita e sulla produzione il fatto di produrre un vino che sappia trasmettere in modo immediato e di conseguenza moderno. È un vino che appartiene all'ultimo secolo, non è un vino che ha una storia infinita, ma che nasce, si dice addirittura da un errore, da uno sbaglio, però la cui fama insomma ha superato ogni altro vino. E devo dire il fatto che sia accattivante, che sia invitante, che abbia una storia del tutto originale, perché è un vino secco ottenuto da appassimento di uve, quindi decisamente anomala come storia da raccontare. Poi sul fatto stesso che comunque dia grande soddisfazione negli abbinamenti, insomma qui ci possiamo divertire, noi sommelier ci divertiamo un sacco, diciamo, su questo aspetto.